Genitori nel pianeta del calcio giovanile è il tema al centro di un libro di Luca Pinzi, scrittore trevigiano. C'è un fenomeno che con gli anni è andato sempre più diffondendosi ed è quello delle asfissianti aspirazioni dei genitori sul futuro sportivo dei figli, soprattutto in discipline come il calcio, dove il successo può cambiare una vita. Luca Pinzi, giornalista trevigiano, affronta questo tema nel libro Un calcio all'amore. Un calcio all'amore racconta di Paolo, 15 anni, un ragazzino che vuole solo giocare al pallone e questo sogno, questo amore verso il gioco del calcio si infrange sul muro di un adulto, l'allenatore che a sua volta ha avuto dei problemi con il padre di Paolo e questi problemi sono ricaduti proprio sul ragazzino. Genitori che spesso attraverso i figli ricercano un riscatto personale. Forse è il genitore che ha il sogno di vedere il figlio campione. Il sogno del figlio era solo giocare e divertirsi con gli amici. Il sottotitolo è Storie di orchi ed eroi nella contea di Freecastle, ma chi sono gli orchi e gli eroi? Eroe forse è chi affronta consapevolmente il dolore nella propria via di ricerca, una via di crescita personale, e gli orchi sono tante volte chi perpetua questo dolore, questa violenza anche psicologica, no? Si parla tanto di quella fisica, ma la violenza psicologica, se perpetuata consapevolmente, può fare di una persona un orco. È tutto, buon pomeriggio.